settimana. Ed ora in Veneto per i danni delle alluvioni, sentiamo da Iana Paoli. Dall'alluvione il bilancio dei danni si attesta ancora sul miliardo di euro? Il miliardo di euro verosimilmente viene confermato. Nominato dal governo commissario delegato per il superamento dell'emergenza, il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato a Mestre l'ordinanza firmata sabato dal premier Berlusconi con cui sono stati stanziati 300 milioni. Andranno principalmente a famiglie e imprese colpite. Evitiamo di trasformare la fase del commissariamento in un commissariamento all'italiana, che si traduce sempre in leggende metropolitane e avvisi di garanzia. Entro 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza, Zaia dovrà terminare il censimento di tutti i danni con l'aiuto dei sindaci e predisporre il piano degli interventi secondo un ordine di priorità. Il sottoscritto, cioè il commissario nominato dal governo, lavora gratis ed è giusto sia così e lo faccio volentieri per i veneti. Per la presentazione della richiesta di risarcimento tutti gli alluvionati riceveranno a breve un vademecum. Basterà l'autocertificazione dei cittadini per danni inferiori ai 30.000 euro, mentre per importi superiori sarà necessaria la perizia giurata redatta da professionisti abilitati. Confermata inoltre la sospensione dei mutui. L'ordinanza appena firmata non esenta dal pagamento delle tasse gli alluvionati, ma ci state pensando magari con un'ordinanza futura? Ci stiamo pensando, anche perché ci vorrà un'ordinanza di aggiustamento, come viene definita tecnicamente. E dopo aver rinnovato l'invito ad inviare sms del valore di 2 euro al 45501, soldi che saranno devoluti agli alluvionati, Zaia sottolinea la velocità di questo stanziamento di 300 milioni e aggiunge: se il governo dovesse cedere a queste incursioni alle quali stiamo assistendo in queste ore, è ovvio che avremo necessità di trovarci altri interlocutori e rischierebbero anche magari di essere meno affidabili.